partita importante, una partita per avere delle conferme, direi che il campo le ha date tutte, insomma, nulla da dire su questo 2-0 ad un avversario importante come il Venezia. Ma insomma, sì, la partita era importante, io penso che oggi, insomma, per chi era a vedere la partita, anche se era a porte chiuse, insomma, è stato un bello spot per il calcio femminile, perché ho trovato due squadre che hanno cercato il risultato di vincere attraverso il gioco, e è andata bene a noi, nel senso che abbiamo fatto una buona partenza, una mentalità giusta, abbiamo trovato i due gol, dopo abbiamo sofferto, le avversarie hanno preso una traversa, avuto occasioni, ma allo stesso tempo anche noi abbiamo avuto il ribaltamento di fronte alla possibilità di chiuderla più di una volta, e siamo contenti perché sapevamo che il valore dell'avversario era tanto, e avendolo battuto, insomma, vuol dire che valore ne abbiamo anche noi. E infatti un buon risultato, stavolta davvero contro una diretta avversaria, quindi queste zone alte della classifica iniziano ad essere giuste, adatte alla forza e al potenziale di questa squadra. Ma sai, quello che ci diciamo noi è fino al girone d'andata di affrontare settimana dopo settimana, no? Per farci un'idea anche realmente delle altre squadre. E dopo da lì, insomma, si potrà tirare una riga e vedere dove siamo noi e anche gli avversari nello stesso tempo, no? Perciò io non vado più in là, anche perché adesso fra 4 giorni andiamo a Oristano, che ha vinto anche oggi, sarà una partita difficile per tanti motivi, trasferta in un giorno, squadra ostica, perciò si fa presto a cambiare dopo i giudizi, no? Perciò arriviamo alla fine dell'andata e sicuramente quando vinci queste partite ti danno consapevolezza dei tuoi mezzi, però nello stesso tempo lo sanno le ragazze che devono passare attraverso il sacrificio e la voglia. Oggi devo dirgli bravo soprattutto per quello, perché ha lottato tutto, ho visto gente magari neanche con caratteristiche tirar fuori le unghie, e quindi sono contento di questo, che la squadra la vedo in crescita. Grazie mille. Alessandra Tononi, una delle giovani di questa squadra, ma in campo insomma una vera protagonista anche oggi, un centrocampo che ha tenuto bene, una squadra in generale che è partita subito con la mentalità giusta, e questo poi ha fatto la differenza. Dal campo come l'hai vista, come si vive una partita così importante, riuscendo subito a metterla poi sui binari corretti? Allora, un po' di ansia all'inizio c'era, però siamo partiti col piede giusto e secondo me è stato decisivo iniziare così bene con 2 gol subito. Poi siamo riusciti a tenere duro e insomma ci siamo portati a casa il risultato. Un risultato che vuol dire mantenersi insomma in una bella posizione di classifica, il gruppo inizia davvero a crederci in questa bella possibilità di un campionato da protagoniste? Sì, penso, cioè almeno io sicuramente sì, poi secondo me siamo tutte sulla stessa linea d'onda e stiamo migliorando a mano e anche soprattutto mentalmente, secondo me stiamo facendo dei passi da gigante, e insomma io sono positiva, credo in questa squadra, però non voglio dire niente che La scaramanzia, esatto. ci fermiamo qui. Esatto. Tra l'altro appunto una bella prestazione con una squadra anche giovane, no? In campo e contro un avversario, forse il primo che davvero vi ha messo duramente alla prova. Sì. Che avversario è stato Venezia? Diciamo che ha degli elementi molto validi su cui poteva puntare e l'ha fatto. Secondo me siamo state molto brave a reagire bene e avere appunto quella mentalità che dovevamo avere, e si sono visti anche i miglioramenti degli allenamenti e siamo state brave insomma.